Divide il mondo politico veneto il blitz dei Carabinieri del Rosso, coordinati dalla Procura di Brescia, un'inchiesta a orologeria per il governatore Luca Zaia. Gli elementi ci fanno pensare innanzitutto un po' male rispetto a una tempistica quantomeno discutibile, un po' come un elefante in cristalleria, in un momento così importante per l'indipendenza in Veneto. Dall'altro gli elementi probatori che oggi ci sono, quelli che comunque sono noti a noi, poi non so se ce ne sono altri, non fanno pensare a un brodo primordiale terroristico. Sorride il sindaco di Venezia, che punta però l'accento su quelle che considera concrete necessità. Le cose pittoresche si commentano da sole, mentre c'è certamente una seria aspirazione di questi territori a governarsi da sé, nel senso non distaccarsi dal nostro paese, dall'Italia, ma di essere responsabili per quello che fanno. Sarcastico il filosofo Massimo Cacciari. Si tratta di un gesto semplicemente inconsulto, diciamo, che riguarda più la psichiatria che la politica. Non c'entra assolutamente nulla con quanto avvenuto 17 anni fa. Preoccupate le forze di minoranza in Consiglio regionale? Evitiamo di esasperare i toni. Siamo in una fase in cui la nostra regione, le imprese, i cittadini sono in difficoltà, quindi dobbiamo evitare di buttare benzina sul fuoco, evitare elementi di esasperazione che possono essere interpretati, gestiti in maniera non sempre legale da frange della nostra popolazione. A me sembrano più che altro schegge impazzite queste qua, perché sulla questione indipendenza o meno si può ragionare nell'alveo comunque della democrazia. Un'azione che non toccherà l'iter dei 2 referendum su indipendenza e autonomia che saranno discussi in Consiglio regionale, spiega il presidente Clodovaldo Ruffato, che aggiunge: sono frutto anche del malessere che stiamo vivendo dovuto alla crisi economica, dalle difficoltà e tante cose. Logicamente dobbiamo tener conto di questi segnali e logicamente anche essere vigili e ben presenti. Preoccupato Giuseppe Bortolussi, che commenta: se hanno usato le armi in una cosa devono pagare il conto, ma se non fosse così è uno Stato che ha paura delle idee.